Siamo con Domenico Menorello di Popolari per l'Italia. Oggi presentato il nuovo movimento e anche il nuovo logo di Flavio Tosi. Ecco, all'interno di questo movimento Popolari per l'Italia come si colloca? In Veneto abbiamo cofondato l'esperienza di questa nuova piattaforma presentandoci assieme alle recenti elezioni regionali, raccogliendo il 12% che nelle situazioni avvenute è uno straordinario risultato, e in Veneto abbiamo testato quello che oggi Flavio Tosi sta lanciando sul piano nazionale, cioè la necessità di avere una piattaforma sul modello francese, una confederazione, ognuno porta la propria esperienza, anche piccola, che viene da una diaspora che è spiacevole per tanti aspetti, ma è questa. Ma tutti quelli che con storie diverse si sentono alternativi alla demagogia, al populismo di Renzi da una parte e all'epenismo di destra di Salvini dall'altra, e vogliono guardare i problemi gravissimi che abbiamo in modo pragmatico, cercando risposte vere e non urla, bene, tutti questi si possono mettere assieme. Questo è il messaggio straordinario che Flavio Tosi oggi lancia a Roma, avviando questo movimento, il primo confederato. Un nuovo praticamente movimento moderato, è così? E se per moderato intendiamo dire che la politica è dare risposte concrete a problemi che sono concreti e complessi e non urlare alla pancia della gente, sì. In questo metodo ci sono tante sensibilità diverse, ci sono tante storie diverse, c'è il Popolare di Mario Mauro, ci sono probabilmente Della Valle, ci sarà Corrado Passera, ci saranno molti amici che hanno delle esperienze civiche nelle regioni, ci sarà Raffaele Fitto, tutta gente che sta provando a uscire da questo dualismo terribile in cui l'Italia viene stritolata, in cui il 50% delle persone non vanno più a votare. L'alternativa è possibile, come hanno fatto in Francia, non forzando nulla, ma mettiamo assieme le diversità, una confederazione. Questo è il messaggio politico che oggi Tosi offre a tutta l'Italia, dopo averlo sperimentato in Veneto.